Eccoci, siamo partiti, siamo già in diretta, non te ne sei accorto, siamo all'ennesima puntata di Smile e stasera poi sarà un bel appuntamento perché abbiamo Mauro Barabani, ecco, vai. Devo parlare così, Sì. Abbiamo Mauro Barabani che è un grande attore, autore, anche solo raccontare un po' della tua vita artistica sarebbe parlare degli ultimi 50 anni del teatro in Italia, un po'. Sì. Te la cavi con un sì, scusa, cioè io faccio tutta questa premessa, sì, il sintetismo più completo. Sì, la domanda qual è? Ah, non lo so, era una domanda sottintesa. No. Cioè io con Davide ho fatto diverse cose, abbiamo un percorso che quasi comune in certi momenti, abbiamo fatto anche 2 film assieme. Uno era, non speriamo che sia femmina, mi sbagliavo, quello con Pupiati, come si chiama? Il papà di Giovanna. Il papà di Giovanna è molto divertente, i film sono più divertenti dietro che davanti, no? Allora, Davide è un film drammatico, Davide doveva fare una particina, perché sia io che lui facevamo 2 particine. La scena era questa, siamo su un autobus, sale Ezio Greggio ferito a morte, io ero un passeggero dell'autobus e dovevo dire dovete chiamare un'ambulanza. La scena va avanti, Ezio Greggio muore e gli mettono un giornale sulla faccia. Davide faceva il conducente dell'autobus. A un certo punto deve attraversare l'autobus passando vicino a Ezio Greggio e Davide fa una bellissima camminata, soltanto che era un po' comica, al che un urlo lancinante di Pupi Avati. Ha detto una delle battute più belle che ho sentito, diciamo così, nel cinema è questa. Dal fiume non si cammina così vicino a un cadavere! Ecco. Intervistami pure te a questo punto. Scusa, io ero qui per parlare di altre cose. Sì, è vero, è vero. Però te hai recitato anche con dei grandi, hai recitato tanti anni fa, eri l'attore giovane a quei tempi, adesso sei un attore fatto. Hai recitato al Teatro Alberigo, è vero? C'era ancora Monni. C'era ancora Monni. Al B72. B72 era il 73-74, secondo spettacolo che facevo a Roma. Il B72 era il tempio dell'avanguardia, è stato per molti anni l'avanguardia teatrale romana, la scuola teatrale romana, famosa, conosciuta perlomeno tra gli addetti ai lavori, tra i critici teatrali, tra gli scrittori, gli intellettuali in genere. Il secondo spettacolo che faccio si intitola Il mito della caverna, tratto da Platone, non di Platone. Nel senso che allora si usava riscrivere il testo, no? Io non ho neanche bisogno di fare le domande, perché io faccio dai 10 risposte in una domanda, per cui io mi riposerò se continua così. Riposati. Gli interpreti eravamo io, Carlo Monni e Roberto Benigni. Sì. Quello spettacolo non l'abbiamo mai provato, perché quando andavamo a provare, insomma, alla fine la cosa finiva sempre in scherzi tra di noi e al ristorante, prendevamo pochissimi soldi, 7.000 lire al giorno.
Vivevamo in un appartamento alla circonvallazione Gianicolense, dormivamo in 3 in una stanza, io, Monni, Benigni, poi c'erano anche degli altri ospiti. Mangiavamo sempre la stessa cosa, uova al pomodoro, cioè con della conserva di pomodoro, 3-4 uova sbattute, e questo era... Ma se ricordo bene, mi dicesti una volta che voi stavate in teatro a strutturare, a preparare le cose, e Benigni andava in giro per Roma e quando tornava improvvisava molto. Vi siete accorti dopo che in realtà lui non provava perché provava sempre? Benigni, no, era così? Sì, non c'era separazione, diciamo così, tra la scena e la vita. Ecco. Per cui non aveva bisogno di provare. Andava al bar e quando entrava in un bar mi dia un caffè! Aveva questo modo di parlare, 4-5 toni altissimi, proprio come si usava nel mondo contadino, quando la gente lavorava e zappava la terra, tu lo sai bene, per cui si parlavano da campo, io lo so bene. Da campo, cioè della terra, lavoravano da campo a campo, per cui per parlarsi, allora, ciao, come va, ciao, e tu? Cioè, allora io dovrei intervistare, Barbani, come va? Benigni farebbe così. Sei in forma? Benigni farebbe così. Solo che se uno apre il canale in quel momento lì, dice... Se uno apre il canale in quel momento lì, dice, ma quello lì... E invece è la civiltà contadina. È la civiltà contadina. La civiltà contadina non è, diciamo così, una civiltà che sussurra, non è una civiltà che parla piano. La prima cosa che hanno distrutto del mondo contadino, hanno tolto la voce. E adesso siamo sottotono. Siamo tutti sottotono. Benigni, bene, poi dopo insomma, anche in televisione ha conservato, ha portato avanti questa cosa qui, insomma, tranne l'ultimo Benigni che è diventato quasi un chierichetto, eccetera, eccetera. Beh, allora scusa, non solo la voce ci siamo fatti togliere, anche la fisicità, perché adesso siamo tutti ingessati, rigidi, esatto. Il contadino tocca, sbraia. Il contadino tocca, sbraia. Come farebbe il contadino? Oh, Barbani. Dio. Aiaia, mi fai male. Ma... il contadino fa così, ecco. Eccetera, eccetera. Per cui, diciamo così, questo mito della caverna da Platone, di cui nessuno capiva un niente del mito della caverna di Platone, che il pubblico conosce molto bene, mi immagino, no? Il nostro sì, il nostro. Pure noi, attori, non sapevamo quello che dicevamo, però c'era una tale così sintonia, armonia, divertimento, entusiasmo, euforia, chiamala come ti pare, tra di noi, che lo spettacolo diventava un concerto jazz, cioè proprio così si suonava con la voce, con il corpo, eccetera, 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 eccetera. Fatto adesso questo spettacolo avrebbe avuto molto successo. Beh, non te ne ricordi? Mi viene da utilizzare la civiltà contadina adesso. Non ti viene da farne un pezzettino, non ti ricordi? Di quello spettacolo lì? Sì. Ah beh, quello spettacolo lì era particolare, perché c'era Benigni, io facevo l'uomo. Nel mito della caverna c'è il mito della caverna, stiamo a parlare del mito della caverna. Il mito della caverna è questo, è una grande metafora. Ci sono degli uomini incatenati in una caverna, un fuoco dietro con degli oggetti e vedono le immagini di questi oggetti proiettati contro la parete della caverna e pensano che quella sia la realtà. La realtà, diciamo così, è questa proiezione. Vedono una realtà virtuale, anticipa, diciamo, la televisione, no? A un certo punto uno si libera e vede che la realtà è un'altra cosa, non è quella proiettata sulle pareti. Questo è un po' a grandi linee la metafora del mito della caverna. Ma ce n'è bisogno anche oggi di capire qual è la realtà. Anche oggi, ma hai fatto venire in mente quello che succede oggi. Accendi la televisione, senti il politico di turno che dice facciamo le riforme tutti i giorni, ma che forme vogliono dare? Si è capito, lo sappiamo che forme, perché dovrai dare una sostanza, non una forma. Dovrei dare una sostanza, non una forma, dovrei dare... Perché la forma diversa può essere anche peggiore di quella prima. Dimmi cosa vuoi fare, non parlare di forme, delle riforme, delle riforme, delle riforme. Io te lo devo dire? No, te per dire... Scusa. No, avevo capito. Oddio, sta arrivando. Devi sapere che abbiamo una fans sfegatata che ormai poco che durica viene qui a fare campeggio libero in studio e mi sembra di averla vista armeggiare di là coi tecnici. Non vorrei che fosse in arrivo, però nel caso tu fai finta di niente. Il problema riprendiamo così sempre dal mito della caverna, il problema è proprio questo, capito? Cioè, il problema è
Prego. Se uno può no, venire... perché la mia amica è venuta a trovarmi che compie gli anni, però io non gli ho fatto la torta, allora vorrei almeno che venisse qui a festeggiare, piacere. Cioè noi abbiamo un ospite che capita una volta chissà quanto tempo Prego, posso venire tutte e 5? Ma tutte e 6 tutte anche. 6. Ma anche 7. Ma non è il tuo studio, perché devi dire... Perché no. Non è, scusa, quante ne faccio entrare? Fanno entrare una al massimo, una. 3. No, due, perché girano, come i carabinieri girano sempre assieme. Va bene, basta che andiamo avanti. Vieni, auguri, guarda chi ci vieni. vede. Ma cosa fai qui? Sono venuto a trovare la mia amica che ha l'orto. Porca miseria, ma erano 20 anni che non ti vedevo, stai bene? Ma perché vi conoscete? In famiglia? No. No. Oh, ciao, ma guarda. Tanto piacere. Tanto quando ci si incontra Ecco. ti Abbiamo un poeta. Prego. Un poeta. Ma porca miseria, allora la mia amica, che io dovevo fare la torta, ma non lo sapevo che veniva, almeno dedichiamogli una poesia. Una poesia? Sì, una poesia. O poeta, la tua mamma, che ti diede vite e latte, che le guance si disfatte per cantarti ninna nanna, lei che non si disfamò perché tu ti disfamassi. La mamma risponde, ma che Charlie... No, cioè, questa è la mamma. Il poeta risponde, la poesia di Gozzano, Guido, un crepuscolare. Dopo questa tirata che fa la mamma, ricattando il poeta, no? Io che t'ho allattato qua e là e tu, e il poeta risponde, ma che Charlie, non intendo mi si parli quando parlo con le stelle. Madonna, a me mi viene da piangere, guarda. Ma ti piace veramente? Grazie, guarda. Ma sono ma contento. che regalo vuoi che ti faccia io? non aveva mai dedicato una Poesia così bella. E soprattutto nessuno le aveva mai dato un microfono. Questo è vero. Ecco, io lo riprendo. Volevo dire una cosa. Voleva dire... Non è che c'è lo tengo poi io, una... magari ci possiamo non dire. c'è una gran pulizia qui. Chi è che fa le pulizie? Le facciamo noi. Noi? Si vede che non siete capaci allora. Ragazzi, ci diamo, facciamo qualcosa. Ho visto, aspettate un momento che arriviamo. Prego. Arriviamo. Prego. Via, venite qui, via. No, voglio dire una cosa. Dimmi, Adesso siamo andati molto a braccio, però ricordiamoci che attraverso il teatro si può incidere in realtà nella realtà sociale, perché io so che tu con un tuo lavoro e con altri attori e la tua compagnia, insomma, avete contribuito a fermare una discarica nelle vostre zone che secondo voi non era appropriata lì, che avrebbe raccolto i rifiuti anche di altri comuni, quando ognuno sarebbe bene che smaltisse... Sono d'accordo. Ma un artista è sempre un artista, per cui, capito, non c'è poi appunto questa separazione, cioè incidere sulla realtà. Io ho smesso di fare teatro, ho fatto dei lavori qualsiasi, lavori più umili, eccetera, eccetera, e poi ho ripreso a fare teatro. Ho ripreso a fare teatro così per caso, perché stavamo presidiando una discarica, mi è venuta l'idea di fare uno spettacolo, Mare Nero, contro l'inquinamento, contro la discarica. Adesso ne sto preparando un altro, che è il figlio di Mare Nero, che si chiama Il Canto della Terra, cioè se Mare Nero era uno spettacolo, diciamo così, circoscritto alla discarica, Il Canto della Terra è uno spettacolo che si è allargato alla discarica globale, cioè al mondo, alla Terra, al pianeta, alla follia dell'uomo che sta distruggendo questo. I discorsi sono seri, però insomma... sai infatti perché io ti voglio bene, mi piaci molto, insomma. Fisicamente? No, come persona, perché sei un po' matto, anzi sei folle, però riesci a fare le cose anche in modo disinteressato. Conosco tanti artisti che non sono artisti perché sono troppo interessati, pensano al risultato, non al percorso, alla passione. Tu il risultato non ti interessa neanche, ti interessa lavorare su te stesso, crescere dentro di te e attorno a te e con gli altri. Ho detto sciocco. Hai capito? Ehi. Sì o no? A me pare un po'...
Io se mi ha capito lei mi preoccupo, spero che non mi abbia capito. No, maestro, non posso capirlo io. No, ecco, anche permalosa, scherzavo. Ma molto permaloso, scusi. No, noi andiamo, perché qui mi sembra che l'inquinamento, andiamo a festeggiare da un'altra parte, perché qui inquinano, via. L'inquinamento, diciamo così, no, materiale, è figlio dell'inquinamento psicologico. Sì. Cioè, se non fossimo inquinati nella testa... La crisi fuori è l'espressione della crisi dentro. Parte da dentro, no? Ecco, prima di tutto, in questo canto della terra, che ho scritto, io racconto un episodio che mi è successo veramente. Ma no? però sei così interessante... No, l'episodio, ok. L'episodio. Giro per il paese, sono pensionato, poi così. C'è un mio amico, lui lo conosci, si chiama Campi, Albert. Sì. No, ero lì, c'ha una cancellata che è alta 2 metri attorno alla casa, ma veramente 2 metri, no? Era lì tutto così, faceva freddo, con il cagnolino vicino. Gli dico, Berto, in dialetto, vieni qui, dai che fendo ciacca. Mi fa, non ho tempo. Come non hai tempo? È pensionato. E dice no, devo fare la guardia al cane, è in calore. Insomma, vabbè, c'è una cancellata di 2 metri, ma prima era il cane che faceva la guardia all'uomo, adesso le cose sono... È l'uomo che fa siamo andati giù di la testa. guardia al cane. Sì. Io questo episodio lo racconto in questa cosa qui che ho scritto sul canto della terra, no? Ma il discorso è sempre uno, cioè nessuno ha più tempo. Nessuno ha più tempo, manca il tempo, chissà perché manca il tempo. L'unica cosa che abbiamo è il tempo, il resto non ce l'abbiamo, questo non è mio, ma anche il tempo non è mio, capito? Passa in fretta, capito? Ti è dato un po' a disposizione? Ma un po'. il non avere tempo ci impedisce. Il non avere tempo significa non avere tempo significa non vivere. Se non hai tempo, questo è bello, hai sintetizzato. Però a me piacerebbe, perché di parlatori televisivi ce ne sono tanti. Tu invece sai recitare, mi piace quando ti esprimi con i versi, con i testi. Non ti ricordi un pezzo o sul quello dello spettacolo contro la discarica, oppure già il nuovo? Non ti ricordi un pezzettino? Io mi ricordo che parlavi di un popolo che si andava in piazza coi cateteri, con le dentiere, però tutti erano... Beh sì, questo ma non me lo ricordo, però qualche frase me la ricordo. Basta qualche frase? Dato che insomma tutto il presidio e questi attori che ci sono aggregati a me inventandoli dal niente per fare questo spettacolo, è tutta gente in età. Si parlava sempre andiamo a manifestare. E allora ho scritto un pezzo che diceva più o meno così: siamo qui, noi, gente comune, gente pacifica, noi stiamo seduti sull'uscio di casa, scriviamo poesie, cantiamo, eccetera, eccetera, ma poi va avanti, ma se non ci ascolterete scenderemo in piazza con i cateteri, le badanti, i pannolloni, eccetera, eccetera. Era una cosa così, provocatoria, ironica, ma che strappava, no, mi ricordo solo queste cose qui. Grazie. Stiamo arrivando alla fine. Sai che mi sono scordato di fare quello che dovevo fare? Eravamo qui, io e te, per presentare il lavoro di Luca Gamberini. Quindi ecco, adesso finisce il primo tempo, però io chiamo Luca Gamberini. No, sì, però posso introdurlo io? Puoi introdurlo? Beh, io cosa faccio? In questi minuti, 2 minuti. Luca Gamberini è un grande artista, ha una capacità di scrittura notevole, è un grandissimo artista, ma come tutti i grandi artisti è povero. Va bene, Luca Gamberini, vieni. Ecco. Ecco, vieni. Dove mi metto qua? Sai che allora noi avevamo previsto di Io fare... esco. Sì, ciao. Ti saluto. Sì, ciao. Avevamo previsto di fare tutto il primo tempo della serata dedicato a te, io mi sono sbagliato, per cui mi sono messo a parlare con Mauro. Beh, è stato interessantissimo. Però è finito il tempo, per cui niente, sarà per dopo se riusciamo. Però si è parlato di tempo. Non
so se vi è mai capitato, quando siete al mare, in spiaggia, distesi sulla sabbia, col viso rivolto al sole cocente, beh, provate a tenere gli occhi chiusi e poi all'improvviso aprirli e guardare verso il cielo. Vedrete colori mai visti prima, azzurro, viola, arancione, che nessun pittore ha mai saputo riprodurre così. Quelli sono i colori che avete dentro, che tenete nascosti. Sono difficili da esibire. È fatica poterlo fare. Quanto come riuscire ad aprire gli occhi e guardare il sole in pieno giorno. È vero, cioè nei tuoi libri ci si rimane dentro. Sì. Ci si rimane... Non incastrati, però ci si rimane per... nel clima che crei. Quindi mi piace anche il titolo, Racconti per bambini adulti, perché... Sì, è un titolo un po' così, è venuto fuori senza un senso preciso, però alla fine forse il significato è che è un libro adatto a tutte le età, però non a tutti. Perché non a tutti? Perché non tutti riusciamo a rimanere bambini. Chi riesce a mantenere lo spirito del bambino dentro, chi riesce ad avere dentro di sé la forza anche cinica del bambino per riuscire ad andare avanti, è adatto per poter leggere. Chi invece non riesce ad andare oltre fa fatica, probabilmente lo troverà un libro semplice, scontato, banale. Ma ci vuole coraggio andare dentro di sé. Sì, ci vuole molto coraggio, ci vuole molta umiltà. Cioè, è più facile criticare gli altri che investire su se stessi appieno. Certo. E tu l'hai fatto? Io ci ho provato, ci provo sempre, ci provo tutti i giorni. Tutti i giorni? Sì, tutte le ore. Tutte le sempre, sono sempre in conflitto con me stesso. Diciamo che è in atto una guerra civile tra il cuore e il cervello da tantissimo tempo, che non è ancora finita e guai se finisce. Ma voi poeti, delle volte non sei un poeta o no? O sei più dicono che sono un poeta, però... non vi isolate un po' troppo, non vi create un mondo vostro, non sareste più utili a sbraitare, come diceva prima Barabani, in mezzo alle piazze, a andare nelle giunte comunali, in mezzo ai politici, a sporcarvi le mani nel mondo più superficiale a volte, sì, però anche concreto purtroppo. Il problema maggiore di questa società che ha portato a questo è che l'intelligenza tace spesso. L'intelligenza tace? Sì. No, cioè è un mondo dove... Cioè io devo chiamare Barabani tra un po' perché voi vi capite di più. Scendi di livello, non riesci più a essere... Forse l'unico modo per andare oltre è fare e non dire. Sì, ma ognuno di noi si sente intelligente, perché io non ho mai sentito, non ne sento tanta di gente che dice tutti sono intelligenti e poi abbiamo creato un mondo così. Cioè, infatti, non è che... questo è un ossimoro che comunque fa parte, hai detto benissimo, è proprio così. Tutti ci sentiamo scrittori, poeti, politici, ci sentiamo tutto. Tutti hanno il parere giusto poi per risolvere i problemi. Le idee giuste, la colpa è sempre degli altri. Ti posso, poi riprendiamo con il tuo libro che so è andato molto bene, è già stato ristampato. Sì, questa è la seconda edizione. Ecco. È andato molto bene, per fortuna. Quindi ho visto, l'ha trovato molto interessante Barabani. Barabani è un attore molto pignolo, cioè l'ho visto squartare dei testi perché secondo lui non erano incisivi, erano melensi, lui non va per il sottile, quello che deve... Sì, infatti è un po' la mia cartina tornasole, io quando finisco un lavoro glielo faccio leggere. Se supera quell'esame se supera la prova Barabani vuol dire siamo che già sulla strada. Ho la possibilità di sopravvivere. Abbiamo un altro grande personaggio che ha fatto la storia del teatro in Italia negli ultimi 60 anni e ha conosciuto grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Non ti dico chi è, vuoi guardarlo con me? Guardiamo.
Allora mandiamo il collegamento, siamo andati a casa anche per aiutarci, per prendere qualche consiglio per fare meglio la nostra trasmissione, siamo andati a casa di Raffaele Pisu. Sì. Parliamo, guarda, io ho un libretto con tutti i segni, non c'ho più il telefono, non c'ho più niente, non esiste più nessuno, io non so più a chi telefonare. Sono rimasto io. Chiamerò te. Davide, mi porti quell'assegno che mi serve domani? Questa è l'unica cosa che ho bisogno. Ascolta, facciamo uno sketch dove allora te fai il comico alla spalla, io faccio il comico, scegli te cosa. Proviamo a fare un esempio di comico e spalla. Dai. Adesso, in questo momento. Sì. Tu fai cosa? Dimmi te. Il dura, Le nocchie. Io faccio il rincoglionito e te fai quello. No, le nocchie, le hai mangiate le nocchie? Sai che cazzo? Le nacchere. Nocchie. Le nocchie fritte sono buonissime. Le hai mangiate? Io sì, una volta, tu le hai mangiate. Poi se l'ho fatto con i Richegiano delle nocchie. Sai che mi scrivevano i telespettatori dicendo: per favore, signor, ci dica cosa sono queste nocchie che vorremmo mangiare, perché noi l'ho inventato lì sul momento di una sera. Dici, che buone le nocchie fritte. Da quel momento era allora quindi il caffè Meravigliao ha preso spunto dalle tue nocchie. Ma anche in certo senso il meccanismo è ancora più dimensionale il tuo. Soltanto che lui pigliava i soldi perché poi fecero il cacao Meravigliao, lo fecero veramente. Le nocchie non l'hanno mai fatte, capito? Provolino, mentre invece tutti parlano di Provolino, però è il momento di tirarlo fuori. Provolino è sempre il momento che attaccasse un po' tutti, perché Provolino diceva e non diceva. Ma dove l'hai? Dov'è? È di là? In questo momento no, ce l'ho a Milano. Ce l'hai a Milano? Ci è dato a mangiare il panettone per Natale, poi torna adesso. Quanti anni ha adesso Provolino? È nato nel 1970, però aveva un gran successo, inconsciamente. In Argentina, in Brasile, è successo dappertutto Provolino. Lui non ha mai voluto lavorare senza di te. Lo credo, si mancava il mio braccio, gli mancava. È vero che è nato in un modo particolarissimo Provolino? Certo, lo doveva fare. Quasi casuale, cioè è stato un caso. Sì, un quarto d'ora dall'inizio della trasmissione lo doveva fare Enrico Maria Salerno, che si rifiutò di farlo. E allora i Castellano e Pipolo, che erano gli autori, disperati, non sapevano come fare, e mancavano 5 minuti all'inizio della trasmissione, dicevano: lo faccio io. Ecco, tu potresti fare il Provolino. Ti metti dove mi devi la mano? No, ti metto la mano dietro. Dietro dove? C'è il buco Provolino. E poi come devo fare? Boccaccia mia. Boccaccia mia! Stati zitta. Stati zitta! Ecco. Dice: hai visto quello stronzo di che boccaccia? Io dicevo: ma Provolino, tanto l'aveva detto, capito? Raffaele, hai visto? Cosa ha fatto quello là? Guarda che facciamo pena, lascia perdere. Vabbè, io ti seguo. No, questo non è per te. Andiamo. Tu telefona, no, ma io non posso andare in trasmissione così a dire in televisione sono qua. Tu dici, senti, c'è un certo attore, si chiama Raffaele Pisu. Porto lo studio qua. No, vengo io, ma voglio l'appuntamento, non posso andare così che non c'è neanche il direttore. Metti che sia andato a sciare, che andiamo a fare noi in televisione. Sai già l'appuntamento, tu sei ospite fisso della mia trasmissione. Senza di te non ha senso, io la chiudo senza di te. Che trasmissione? Faccio la trasmissione dell'intelligenza, è la mia. Parlamene, che mi interessa. Fatta da te dell'intelligenza mi interessa. Cioè stai dicendo che è una contraddizione interna. Certo. No, vabbè, ma l'intelligenza. Come si svolge la trasmissione? Ma io ho detto, cerchiamo di evolvere le nostre menti e i nostri spiriti, di ottenere il massimo dal nostro contenitore corpo, dal nostro motore mente e dal nostro istinto interiore. E chi ti ascolta? Dunque c'è Gigi che ha detto che l'ascolta sempre, l'Anna Marcorato, tua zia no? Mia zia no, perché non gli piace. Non capisce. Ma c'è il pubblico, no? Sì. Col pubblico, lì così? No, il pubblico è a casa, telefonano anche. Ma tu sei solo? Sì,
Però noi l'abbiamo fatta sia col pubblico che senza. Te decidi te, se te vuoi il pubblico noi ce lo mettiamo. Ma io voglio fare un'altra cosa, non posso parlare di intelligenza, non capisce niente di nessuno. Io voglio parlare di cose fattive, presenti. Cioè, se io dico fuori il rospo, è perché dentro di te dici non ce la faccio più con la pensione e il mio rospo è perché quello piglia 20.000 e io ne piglio 1.000. Questo Quindi è il tuo vuoi rospo. fare Robin Hood, vuoi aiutare i poveri, perché Anche, basta certo. con questo dislivello, cioè stanno aumentando i dislivelli tra i Certo, ricchi e i poveri. certo. Quindi vuoi farti riconoscere come per la tua bontà. No, per- finché non meniamo, finché non si mena, non Sì, cambia ma niente. Raffaele, non sei mica nelle condizioni di menare nessuno. Provaci. No, non io sono... No. La forza Questo è un colpo di scena. Pisu è ancora... Sì, posso sì. sentire il muscolo. Ma è incredibile. Ma che incredibile, dai, vai. Io tiravo sui sacchi da 100 kg ai miei tempi, in prigionia. Adesso? Adesso niente, per la matita, non c'è la matita da tirare. Se lei fosse lì l'amante di Berlusconi, Ma lascia da che stare, parte quelle lo sono prenderebbe? frivolezze. Da che parte lo prenderebbe? Ma No, dai. perché così almeno Quelle fai sono anche frivolezze. sorridere, fai anche sorridere. Ci vuole una trasmissione. già. Tu dici un qualcosa di serio, Beh. ma lì puoi anche scoprire, però puoi avere delle brutte esperienze, puoi scoprire che ci sono un mucchio di persone che criticano gli altri, ma un'idea loro non ce Non ce l'hanno. l'hanno. Una che è una, che batte contro l'altra. E li metti a nudo loro. Ecco. Quindi fai vedere anche la pochezza che bisogna muoversi. Certo, bisogna avere un po' di testa. La Io storia- mi sono accorto della tua testa, perché sono venuto qui col microfono in mano a intervistarti, dopo 10 minuti me l'avevi preso, ce l'avevi te, e io ero in tua balia. Tieni. No, no, io no. da te mi lascio fare tutto. Ma no, beh, tutto non ti conviene. Anche perché mi ci vorrebbe- Non faresti mica niente di male. Va bene, anche perché non ce la faccio più. Senti, vabbè, dai, adesso abbiamo scherzato fino adesso, parliamo di cose serie. Televisione, tu hai un emittente che si vede o non si vede? Perché questo è importante. Si vede. Si vede, cioè, non è che vai a fare la trasmissione e dici, ma sai, l'audience è stato 15 persone, ma cioè la vedono, è come Telesanterno, no? Ma Minore. di più. No, Di ma più. io non farei i confronti, non lo so. È come paragonare. Prende l'Emilia, Vuoi prende- paragonare lo zucchero con il sale? Prende l'Emilia. Prende l'Emilia, le Marche, Quello, Madonna. il Levante, parte del Giappone Va Sud. bene, va bene, va bene. Non ti interessa il Poi Giappone? bisogna fare le cose che interessano alla gente. Se tu fai la trasmissione e fai... Io il microfono te lo lascio tenere, ma ti devo venire vicino. Perché fammi sentire. No, si sente, è vero che si sente? Perfetto. sente. Perfetto, abbiamo una voce impostata. Non siamo quelli delle fiction che aspirano invece di parlare. Non si capisce una parola di quello che dicono. Sai non che so. da vicino sei ancora più incredibile. Beh, lo credo, sono un uomo interessante ancora, posso. Purtroppo non ho quattrini, solita cosa. Se avessi i soldi farei tante cose, ma non le ho. Vabbè, ma però ho le idee, cose che non hanno gli altri, che tu per esempio non hai, che mi guardi dalla faccia stupita. Ti ho detto, Beh, non hai, che facciamo cosa ne sai? nascere- Ma io vado in teatro con facciamo 4 nascere, spettacoli, facciamo nascere la trasmissione. Allora, la trasmissione cominciamo con se, gioco del se lei fosse Presidente della Repubblica domani cosa farebbe? Qual è l'attualità? Lei fai 2 o 3 domande ai 2 che sono presenti, a quelli che ci sono, eccetera. Come li scegliamo i 2 presenti? Come, in base a che criteri li selezioniamo? No, che niente, Li fermiamo per strada? No, Cioè apriamo la finestra, lei, venite in trasmissione. siamo in trasmissione, portiamo 10 persone in trasmissione e ne intervistiamo 2. Sì, ma che ceti sociali, tra che ceti sociali le scegliamo? Gay, tanto potrebbe essere divertente. Ma non è un ceto sociale. Vabbè, poi il centro sociale piglio un macellaio, che mi frega? Sì. Piglio un macellaio che ci dà 1 chilo di carne e lo mettiamo via, perché non si sa mai. Non eri vegetariano? No, ma si vende, senza 1 chilo di carne non si vende. Non mi interrompe. Allora, si fa l'intervista, e vabbè, e porti via quel quarto d'ora, 10 minuti. Poi, mercatino, e metti le cose usate. Mercatino? Sì, tutto devi fare dentro la trasmissione, in modo che la gente dice, ma sai che quella trasmissione che è fatta da Piso, Davide, eccetera, fanno delle cose strane, guarda cosa ho comprato per 2 euro, e ti fanno dire un pullover, ti posso dire, capito? E facciamo. Ecco, siamo tornati. Non è, hai visto, non è stato semplicissimo stare sul tema. Sì, siamo un po'... Andavamo liberi come le rondini.
a me piacerebbe, perché possiamo parlare, a me piacerebbe che potessimo recitare qualcosa. Leggere qualcosa, io posso leggere. leggere qualcosa. Questo è un libro di racconti brevi, ci sono alcuni racconti senza titolo, titoli senza racconto. Ecco. Poi leggerei, visto che sono emiliano, che la mia terra è l'Emilia, leggerei un brano che si chiama La pianura. La pianura. Sì. Ecco, è arrivata la signora. Prego, vieni pure, tanto sei già qua. Bruna, dove sono le tue amiche? Dove hai messo la rosetta, l'amore? Ecco. Non è che si sono impermalosite perché le ho trattate male. Ecco, non ci si prende mai. Possono venire quando vogliono, sono di là che si aggirano negli altri studi. Luca. La pianura è complicata. Non vedi mai una fine se guardi l'orizzonte da una pianura. Non ti addormenti, ti spegni a occhi aperti e labbra che si abbracciano ai denti. I silenzi sono accesi, privi di eco ma costanti, senza soluzione di continuità. La notte pare di sentire rantolare le stelle o di udire sbadigliare la luna. Il giorno non puoi nemmeno aggrapparti alla terra o a quel che è rimasto di essa. Difficile trovare terra che non abbia detriti di vizi umani sparsi sul corpo o conficcati nel cuore. Anche la terra ha una voce e quando parla fa danni. Diciamo che è atroce, ci sballotta a piacimento, ci sposta le cose, ci toglie il respiro. Grazie Luca. Prego. Parliamo, ecco, è arrivata la festeggiata. Sì, auguri. Peccato che purtroppo la letteratura sia diventata per pochi, che leggiamo poco, leggiamo più lo Stadio, la Gazzetta dello Sport, cioè adesso non per parlare di questi giornali, per dire... Sì, perché anche, non so, forse... Oppure tutti scrivono, però tu sicuramente me lo insegni, per scrivere bisogna essere prima degli accaniti lettori. Ma io non sono un accanito lettore. Però lo sei stato. Sì, ho letto quasi sempre le stesse cose, però cioè, forse mi è mancata la curiosità di andare oltre. E quali sono le stesse cose per te? Cioè i tuoi classici, diciamo, le tue pietre miliari? Ma Cesare Pavese è un autore che ho letto, riletto, straletto e sto continuando a leggere. E penso che sia poi Pirandello, Henry Miller. Ci sono alcuni autori che ho letto più di altri, alcuni non riesco proprio a leggerli, cioè, dopo un po' che leggo mi addormento. Vabbè, probabilmente non sono nella tua sintonia. Sì. Sei riuscito a ammutolire le nostre amiche? Che... ma un poeta è un poeta, non è mica il due di picche. Cavolo, un poeta, io non l'ho mica mai incontrato così da vicino. Ecco. E come dicevo prima, davanti alla poesia l'intelligenza tace. Ma grazie, potrebbe essere un complimento, Ancora una domanda. Puoi fargli ancora una domanda? Anche se la poesia che lei scrive è interpretata diversamente da come l'ha fatta lei, è una cosa che la disturba o no? Sì, guarda assolutamente, che lui... no, assolutamente no. Cioè, no? È libera interpretazione. Io riuscire a trasmettere qualche cosa, poi dopo va interpretato, è chiaro che... Beh, sicuramente ti sarà capitato che qualche lettore ha trovato qualche aspetto nei tuoi racconti a cui tu non avevi pensato, ha completato quasi la tua osservazione. Sì, perché sì, la vita dipende sempre da quale... Perché vedi che lui è abituato a fare una vita appartata, perché vedi che è tranquillo, si prende i tuoi tempi, i suoi tempi. Noi siamo più aggressivi, noi urbani. Noi esseri urbani. Non so a questo cosa dipende, io sono abbastanza sociale. Ma però... io penso il tempo delle insalate. Lui è asociale, l'ha detto. Quindi non fatevi illusioni di aver trovato l'uomo della vostra vita, lui è asociale, l'ha appena detto. No, io sono l'uomo della mia vita. E poi mi hanno detto che sei... si basta da sé. Cioè, quindi le stai tenendo a distanza. No, non tengo a distanza nessuno, ma però è così.
Noi vi salutiamo, adesso ci sarà, ti hanno invitato al ristorante le signore. Sì, certo. Ci vediamo alla prossima puntata. Mauro, rivediamo l'artista che ci ha tenuto compagnia il primo tempo. Barabani, vieni a salutare. Ciao a tutti. Facciamo l'inchino come in teatro. Facciamo lì. Ci teniamo per mano. E 3 in teatro ci si inchina 3 Qui in volte. centro. Stasera ecco. si è poetato. No, però anche voi mostrate le spalle alle signore. No, va bene, state tranquilli. Davanti a un poeta, a 2 poeti non possiamo. È già troppo, possiamo offrire dell'altro. Sì. Alla prossima. Siate un po' pazzi.